Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Siamo con Paolo Bettio, responsabile marketing Humana Reyer Venezia. Allora, quali sono i capisaldi della campagna abbonamenti 2023-2024? Essenzialmente puntiamo, come abbiamo detto anche come fa il claim della campagna, di unire sempre di più la squadra, quindi la parte agonistica, con la parte del pubblico. È per questo che chiamiamo l'Unione Fala Reyer. E questo già per noi è un claim importante che abbiamo sempre seguito in questi anni, però di fatto lo vogliamo rafforzare. Quello che di più rispetto all'anno precedenti è sicuramente aver riconfermato un prezzo di abbonamento relativamente basso e di avere, e forse questo è stato evidenziato a sufficienza, anche messo delle partite particolari a un prezzo particolare. Cioè le partite particolari, che avranno un prezzo di 40 euro a biglietto se non si è abbonati, saranno essenzialmente 3 o 4, tra cui sicuramente quella con Milano e quella con Bologna. E questo proprio per premiare di più quelli che effettivamente sono più fedeli. Infatti anche parte della campagna è importata sull'alta fedeltà ed è per questo che abbiamo messo in piedi questo sistema che consente di premiare chi più frequenta il tagliercio, chi più frequenta i nostri eventi in maniera praticamente automatica, e possono vincere dei premi decisamente interessanti, tra cui l'esperienza magari di vivere da vicino, l'esperienza con la squadra in ritiro. Molte le novità quindi quest'anno. Sì, diciamo che abbiamo cercato di mantenere quello che potevamo mantenere in termini anche dal punto di vista economico, e quindi di non aumentare più di tanto, anche se i prezzi erano bloccati da diverso tempo, ma essenzialmente è l'approccio su cui noi vogliamo puntare molto. Ecco. Avete scelto un pallone molto particolare, dorato, che agli abbonati sarà offerto a un prezzo speciale. Sì, questa è un'altra novità. Abbiamo realizzato un prodotto, un pallone dorato, che è un pallone molto particolare, che verrà consegnato tendenzialmente verso dicembre, e quindi è in produzione attualmente, però per gli abbonati potranno prenotarlo a un prezzo assolutamente particolare, perché è 39,90 anziché 69,90 che sarà il prezzo di vendita finale. Resta quindi da fare un appello al pubblico affinché accorra il più numeroso possibile al tagliercio. Senz'altro, anche perché se quest'anno inizialmente c'era stata questa così un po' suggestione ancora del Covid che frenava un po' l'accesso, abbiamo visto che negli ultimi tempi invece c'è sempre di più la volontà anche delle persone di partecipare. Questo lo vediamo a tutti i livelli, non solo a livello del nostro sport, e quindi confidiamo di realizzare, di mettere su un spettacolo, perché sapete che per noi non è semplicemente una partita di basket, ma è proprio uno spettacolo vero e proprio, e quindi aspettiamo più gente possibile al tagliercio per divertirsi realmente, insomma. Presidente Federico Casarin, per prima cosa un bilancio della campagna finora di mercato della Humana Reyer Venezia, sia maschile sia femminile. Per quanto riguarda la squadra femminile, abbiamo completato la squadra, siamo molto contenti, siamo riusciti a confermare gran parte della squadra che ha dato grande soddisfazione l'anno scorso, inserendo le giocatrici che cercavamo e giocatrici di prospettiva che ci possono dare anche continuità nel futuro. Per quanto riguarda la squadra maschile, abbiamo iniziato in un mercato un po' a rilento, non il nostro ma in generale, il campionato sia italiano ma anche i campionati europei sono un po' a rilento, aspettando decisioni dell'Eurolega, dell'NBA, quindi non si sta muovendo molto. Abbiamo messo, mi permetto di dire, un buon acquisto che è Caboclo, che chiaramente è un giocatore che interessava a tante società italiane ed europee. Siamo riusciti a far sì che abbia accettato la nostra proposta e di questo siamo molto felici. Per quanto riguarda il reparto italiano, abbiamo confermato gran parte dei giocatori e questo è già un successo. Abbiamo un rientro da un prestito e quindi siamo sulla strada buona. Adesso dobbiamo cercare di concludere alcune trattative che abbiamo messo in atto e pensiamo che entro una quindicina di giorni, 20 giorni possiamo comunicare altri giocatori. Per quanto riguarda la campagna abbonamenti, quali sono i criteri con cui avete voluto costruirla, La campagna abbonamenti, come prima è stato illustrato, ha voluto avere una tradizione, una continuità, cercando di mantenere quelle cose che hanno dato soddisfazione, cercando di portare delle novità. Io penso che sia un'opportunità per i nostri tifosi e, come dice lo spot di quest'anno, Unione Fala Reyer, aspettiamo numerosi, così come l'abbiamo visto alla fine stagione, che abbiamo ripreso quello che avevamo lasciato nella pandemia. Francesca Pan, capitana Humana Reyer Venezia. Allora, che cosa ti porti dietro dalla stagione appena conclusa?
Mi porto dietro tante cose. Siamo partite come una squadra giovane, senza esperienza, con poche aspettative e siamo arrivati a un soffio da battere Schio per arrivare alla finale scudetto e a un soffio dalla finale di Eurocup. Quindi veramente sono orgogliosa di quello che abbiamo fatto e del gruppo che abbiamo creato e sono veramente carica per la stagione successiva. Auspici dunque per la stagione 2023-2024? Sì, la squadra è rimasta praticamente uguale, ci sono pochi cambiamenti, quindi il gruppo è solido, siamo come l'anno scorso molto giovani, pieni di energia e non vediamo l'ora di divertirci e far divertire anche il pubblico. Dottor Luca Rizzi, ancora a fianco di Humana Rair Venezia anche per questa stagione sportiva. Sì, è sempre un onore ormai iterare questo consolidato rapporto che, come accennavo prima, durerà almeno altri 3 anni per il femminile e 2 anni per il maschile, e questo per dare un supporto che non è solo di sponsorizzazione ma veramente di aumentare e agevolare tutte le forme di partecipazione nel vivere insieme le emozioni che le ragazze e i ragazzi ci riescono a dare e vivere veramente intensamente, autenticamente questo tipo di emozioni che si possono vivere solo nello sport. Si parlava durante la conferenza stampa di presentazione di un virtual assistant, ci vuole spiegare più nel dettaglio di cosa si tratterebbe? Beh, noi da anni ormai ci stiamo specializzando sulle tecnologie di intelligenza artificiale che applichiamo con questa idea e questo concetto del digital twin, cioè di avere un gemello virtuale che può essere per degli esperti che fanno advisory assicurativo piuttosto che finanziario o operativo, e quindi questo modello e questa concept era un'idea cercare di portarlo e contestualizzarlo anche in un ambito sportivo dove le dinamiche decisionali di scelta, di valutazione e di azione di un coach durante la partita sono veramente molto molto ad alta intensità, con una domanda di conoscenze e di skill e di esperienze che è tutt'altro che banale. Quindi riuscire a portare questo virtual assistant come ausilio ovviamente al touch umano dell'allenatore durante la partita potrebbe effettivamente dare un boost importante.